È proprio un compleanno speciale, una giornata straordinaria, di una bellezza straordinaria, in cui proprio festeggiamo, ecco, questa nostra presenza in questo territorio che ci ha voluto così tanto, che ha insistito perché noi venissimo qui, e sono 50 anni proprio contraddistinti da un elevato impegno a favore proprio delle persone con disabilità, dove abbiamo avuto un grandissimo sostegno sempre dalla comunità locale, dalle istituzioni e soprattutto dagli operatori che sempre con molta professionalità, competenza e poi anche con molta passione hanno sostenuto un lavoro importante di aiuto e di crescita, di accompagnamento di tanti bambini, tanti ragazzi e tante famiglie. Ecco, diventa proprio la festa della nostra famiglia, quindi di tutte le persone che con tanta passione e tanto impegno l'hanno creata, l'hanno costruita e continuano a costruirla con una capacità di guardare lontano e quindi di pensare a progetti di innovazione, di sviluppo, dove la clinica si accompagna ad un'accurata attività di ricerca, ad un'attività di riabilitazione extraospedaliera e ospedaliera, ma con una grande tensione anche a quello che è il modo di fare bene il bene, come diceva Don Luigi Monza, il fondatore della nostra famiglia, e quindi questo desiderio di crescere, di trovare modalità nuove per riabilitare, quindi cercando evidenze scientifiche e cercando nuovi modi per portare le persone sempre a raggiungere il maggior grado di autonomia possibile e soprattutto di integrazione sociale. Qui non siamo a celebrare, ma siamo a dire grazie alla nostra famiglia che in 50 anni ha cambiato il volto del sociale nella nostra comunità e ha reso la nostra comunità, come dicevo prima, al mondo nell'associazionismo e nel volontariato sociale. Questo lo si deve a tutto il lavoro che loro hanno fatto in questi 50 anni con grande competenza, grande dedizione, mettendoci veramente il cuore, dando sollievo alle famiglie, ma anche facendo in modo, ripeto, che il nostro territorio divenisse un territorio di eccellenza. Ormai le amministrazioni locali stanno diventando degli erogatori di servizi sociali e avere al fianco partner come la nostra famiglia è di fondamentale importanza. Ricordiamo anche che la nostra famiglia è nata su terreno che è stato donato dal Comune di Conegliano, per cui la sinergia c'è stata dal momento in cui è stata posata la prima pietra fino ad oggi. 50 anni che hanno dato tanto al territorio, hanno dato tanto a tutti noi e auguriamo veramente che questo sia solo l'inizio di una splendida collaborazione e di una grande storia che la nostra famiglia ha già tracciato, ma che ha un futuro roseo davanti. La mia esperienza della nostra famiglia è stata come una grande famiglia ben accolta, perché io in tutti questi anni che ho vissuto è stato proprio bello, proprio come una seconda famiglia, e quindi mi sono trovata proprio ben accolta, ben accettata, dove io per diversi anni ho frequentato, comunque mi sono trovata benissimo.